Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Fiume Veneto. Un operaio di 69 anni è morto in un cantiere allestito fuori da un allevamento di animali da cortile in via Kennedy 26. La vittima, Ivo Bellotto, residente a Fontanelle, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito al capo dalle forche della gru che stava azionando. L'uomo infatti si stava occupando dell'allestimento di alcuni ponteggi in previsione della realizzazione di alcune opere edili. Durante le manovre di scarico del materiale, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, dei tecnici dello Spisal intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di legge, il gancio della gru lo ha colpito facendolo cadere al suolo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il 118 con l'elicottero. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. L'area teatro del sinistro è stata transennata. La tragedia, avvenuta alla vigilia del 1° maggio, festa del lavoro, ha scosso le due comunità locali, sia quella di Fiume Veneto che quella trevigiana di Fontanelle, dove Bellotto era molto conosciuto. L'infortunio mortale accaduto oggi, ha detto il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Cantoni, impone ancora una volta una riflessione profonda sul tema della sicurezza sul lavoro. Sarà certamente la magistratura ad accertare i fatti e le dinamiche. La comunità di Fiume Veneto, continua il primo cittadino, si stringe attorno alle persone coinvolte e ai loro familiari in un rispettoso silenzio.